Va ora in onda Potere al Popolo. Eccolo qua, Sammy Varin, Potere al Popolo, ancora al buon mattino, a Radio Libertà. Siamo tornati in diretta, tra pochissimo il collegamento con il Parlamento, poi l'artista indipendente, un rapper anomalo, un rapper conscious. Alle 11.30, dopo la canzone indipendente, questa volta di un'artista femmina, Valentina Paris, ci collegheremo con la Brianzetta della Liretta. Stefano Morandi, una volta tanto, ascolta Radio Libertà, ma non gli basta, pensa addirittura al passato della Lega, ricorda il passato della Lega leggendo vecchi libri in un podcast che sta andando molto bene anche su YouTube. Ne parliamo alle 11.30 proprio con lui, Stefano Morandi, ma adesso ci colleghiamo col Parlamento. Qui Parlamento. Assolutamente sì, ingorghi, sì, ce ne sono stati, non ce li facciamo mica mancare per questo o quell'altro provvedimento, ma le buone notizie assolutamente non mancano. Grazie per essere con noi. Laura Cavandoli, buongiorno. Buongiorno a tutti. E allora facciamo un po' il punto sul DL Fisco, la conversione in legge del decreto fiscale. Ieri sei intervenuta in aula per ricordarne alcuni aspetti e annunciare il voto favorevole della Lega, ma questa mattina c'è stata anche la PDL sul diritto al conto corrente, riunioni varie. Insomma, noi ci scherziamo, ma anche con sta storia che i 5 Stelle sì, sono stati bravissimi a diminuire il numero dei parlamentari, ma adesso è un casino perché bisogna saltare da una commissione all'altra, da un impegno all'altro e far fronte a tutte queste cose tutte insieme. A volte ci vuole molta pazienza e non soltanto. Ma chiudo subito la parentesi. Laura, da dove vuoi partire riguardo il fisco? No, in realtà hai ragione tu, perché poi quello che deve fare un parlamentare, ci tengo a sottolinearlo, è anche parlare con le persone, incontrare le imprese, parlare sui territori, quindi effettivamente quando si è a Roma si è un po' distrattati a destra e a sinistra tra le varie commissioni, però è anche necessario stare sul territorio, quindi quando ci dicono che il lunedì ci sono 5-6 persone solo in aula è perché non ci sono voti e noi il lunedì siamo orgogliosamente sul territorio a vedere cosa succede, ad ascoltare le richieste per poi trasformarle in proposte normative, in emendamenti, cercare di risolvere le problematiche che ci sottopongono. Quindi grazie per questa introduzione che mi hai fatto dire questa cosa, perché di passare sempre per la cassa dei fannulloni non ci piace. Ci sono delle giustificazioni, peraltro siamo a disposizione ovviamente soprattutto dei tuoi ascoltatori. E ieri però adesso stanno facendo appunto le dichiarazioni di voto su questo proposta di legge che è anche della Lega, del professor Bagnai sul diritto al conto corrente, quindi tutto della nostra commissione finanze, mentre ieri abbiamo affrontato e convertito in legge il decreto fiscale, che è una norma molto tecnica, una norma che però ha risolto molte problematiche che andavano affrontate, perché insomma, come purtroppo è per tutto il diritto, quando il diritto vive, quando viene applicato, sono necessari dei correttivi, degli spostamenti, quindi delle proroghe, degli aggiustamenti, per evitare che succedano delle grandi ingiustizie, che succedano dei grandi contenziosi o che ci siano dubbi di applicazione. Quindi abbiamo fatto una serie di provvedimenti, di piccole normative, tra cui la prima, lo diciamo perché l'abbiamo fatta con una certa tempestività quest'anno, è stata quella norma che chiedono tutti i commercialisti e la iniziano a chiedere intorno al 20 di giugno, no? Cioè la proroga al 21 luglio, quindi di 20 giorni dal 30 giugno per quelle che sono le dichiarazioni fiscali dei professionisti, dei soggetti delle partite IVA. Questa volta devo dire il ministro Giorgetti è stato clemente con la categoria dei commercialisti, il decreto legge è datato il 17 giugno, di solito arriva il comunicato stampa il 28 di giugno, quindi a 2 giorni dalla scadenza fa impazzire tutti. Ecco, invece la proroga c'è stata, era il 21 luglio, c'è quindi lo slittamento di 30 giorni per gli eventuali ravvedimenti che hanno una piccola sanzione dello 0,4% per i successivi 30 giorni, ed è una norma che io la chiamo la salva commercialisti, perché tutti gli anni si fa, però si fa sempre purtroppo a ridosso della scadenza. Poi sempre in questo ambito è stato sanato un'altra piccola
norma che aveva permesso, insomma, proprio per gli acconti delle partite IVA, no? Che dovevano pagare entro il 31 ottobre, però c'era un'altra scadenza collegata all'8 novembre, ecco, anche su questa si è detto per l'8 novembre va bene per tutti questa soluzione. Poi ci sono state tante piccole norme, tipo il discorso delle spese di trasferta, che devo dire il governo ha affrontato con una certa attenzione, perché per affrontare una problematica concreta in cui effettivamente c'erano soggetti che avevano uno stipendio molto basso, che però veniva aumentato in busta paga da un grande rimborso delle spese di viaggio e di trasferta. Quindi di fatto c'era uno squilibrio tra quello che era lo stipendio e le spese di trasferta, e questo andava anche a eludere il discorso pensionistico, che ovviamente va a gravare sulla parte di stipendio. Quindi è stato messo l'obbligo di una tracciabilità di questi pagamenti, ma è stato messo un obbligo della tracciabilità totale. Abbiamo tolto ovviamente la parte relativa alle spese di trasferta internazionale per la difficile tracciabilità con gli stati esteri. Abbiamo però inserito quelle che sono nelle spese di trasferta i trasporti pubblici non di linea. Poi anche lì si è specificato la tassazione di redditi diversi per chi ha partecipazioni in società o associazioni che esercitano attività artistica professionali, quindi una tassazione diversa e più semplice e più favorevole. E poi abbiamo anche chiarito una norma per gli enti locali, perché i prospetti dell'IMU che dovevano essere approvati entro il 30 aprile hanno ricevuto una proroga fino al 15 settembre, con la possibilità per i comuni anche di stabilire una normativa diversa rispetto al prospetto già approvato. Quindi al 15 settembre si fisseranno quello che è il regolamento IMU, e abbiamo anche qui inserito una nuova norma per venire incontro alle associazioni sportive dilettantistiche che possono avere un'esenzione IMU sulla base di quello che decidono i singoli comuni. Poi c'è due rinvii che riguardano il terzo settore, e proprio perché c'è una normativa che riguarda il terzo settore e le imprese sociali, che dovevano entrare in vigore con l'anno d'imposta 2025, invece si va al 2026, perché serve un'autorizzazione espressa da parte dell'Unione, della Commissione europea, seppure sia arrivata una comfort letter, quindi una comunicazione di avere iniziato un'istruttoria che dovrebbe funzionare a regime, e dovrebbe essere favorevole l'autorizzazione. Dopodiché mi sono soffermata nella mia dichiarazione di voto su quelli che sono, ci tengo a dirli, i risultati positivi del ministro Giorgetti, della Lega al governo, e di quello che sono l'attività della maggioranza parlamentare, perché dobbiamo dire, noi abbiamo fatto 2 anni fa la legge delega per la riforma del fisco, ci sono stati una ventina di decreti legislativi attuativi, e siamo sempre andati con una politica di bilancio che va a sostenere i redditi più bassi e a ridurre la spesa pubblica. Per quello che riguarda i lavoratori, il taglio del cuneo fiscale lo abbiamo reso strutturale, lo sottolineo perché ce lo ricordiamo da quando c'era Prodi che diceva la necessità era il taglio del cuneo fiscale. Il centrodestra lo ha fatto, lo ha reso strutturale, il centrosinistra ne ha solo parlato. E poi col taglio delle 3 aliquote IRPEF abbiamo dato 18 miliardi nelle buste paga dei lavoratori. Il rinnovo dei contratti pubblici, anche questo devo dire il ministro Giorgetti ha fatto di tutto, e abbiamo portato a casa molti contratti che hanno impegnato oltre 20 miliardi delle risorse statali. E poi c'è stato l'aumento delle pensioni minime che hanno superato i 615 euro. Questo è tutto successo col governo di centrodestra, manovre vere, manovre che coinvolgono le persone. Poi c'è stato tutto il discorso del rapporto deficit-PIL, che ha avuto, devo dire, un'evoluzione dall'8% nel 2022 fino al 3,4% nel 2024, e questo è una sostenibilità per quello che riguarda i conti pubblici. L'ultima notazione era quella che riguarda la lotta all'evasione fiscale, su cui devo dire noi nella Commissione Finanze siamo veramente orgogliosi. Nel 2022
eravamo a numeri che erano intorno ai 10-15 miliardi. Nel 2023 il record era di 31,4 miliardi, quindi il doppio. Ma nel 2024 siamo a 33,4 miliardi di euro. Quindi per chi dall'opposizione continua a dirci che si fanno condoni, che si liberano le persone, si fanno sanatorie, ecco, non è vero. Si va nell'ottica di combattere l'evasione fiscale e di recuperare gettito, ma anche si va nell'ottica di semplificare. Vogliamo portare la flat tax al 15% fino a 100.000 euro, ma poi vogliamo veramente avere e utilizzare le risorse che residuano dalle manovre che non hanno avuto un gran successo a livello, diciamo, economico, per fare questa pace fiscale che ci porta risorse nello Stato, ma che vanno a liberare quei cittadini che non sono evasori perché hanno dichiarato, ma non hanno potuto pagare. Prevediamo 120 rate di uguale importo in 10 anni e spalmare il debito, di modo che così in questo modo si va a liberare dalle maglie dell'evasione fiscale queste persone, ma anche a incamerare un gettito che altrimenti sarebbe insperato. E quindi devo dire il ministro Giorgetti ha fatto un grandissimo lavoro, le risposte sono positive anche a livello di spread, no? Perché siamo arrivati a 89 punti percentuali rispetto ai 236 prima del ministro Giorgetti al Ministero del 20 settembre, una grande successo per quello che riguarda i posti di lavoro. Abbiamo raggiunto il 1.000.000 di posti di lavoro dopo 1.000 giorni di governo, e di queste persone abbiamo anche 10 milioni di donne lavoratrici. Quindi devo dire che continuiamo a lavorare a sostegno della crescita, a sostegno del tasso di occupazione, a sostegno del nostro paese, dimostrando credibilità, serietà e coerenza, e in questo modo stiamo anche procedendo alla riduzione del debito nei confronti, secondo le raccomandazioni europee. Quindi devo dire, ora il decreto fiscale la Camera lo ha passato al Senato, dovrà essere convertito entro penso settimana prossima, dovrebbe poi chiudere il suo percorso parlamentare. Dai, nitidissima fotografia sul fronte fiscale dell'attualità, e facendo un bellissimo e interessante excursus. Anche i nostri ascoltatori ti ringraziano, Laura Cavandoli, per il tuo lavoro. Ci risentiamo. Grazie, buona giornata a tutti, buon lavoro. Qui Parlamento. Era una bella giornata di sole splendente, spaccava le pietre. Io e te che incrociamo lo sguardo come a San Lorenzo, 2 stelle comete. T'abbraccio spontaneo, ti bacio le guance e poi sento il profumo dell'Eden. Bella da togliere il fiato che quasi non riuscivo nemmeno a bere. Perugia affollata, ma in mezzo alla gente vedevo soltanto il tuo viso. Un pezzo di cielo cadutomi in fronte dal nulla, quel tuo bel sorriso. Quegli occhi profondi sembrava di stare impalati davanti al Grand Canyon. Vestita di nero sul tappeto rosso sfilavi tra balle di fieno. Ci siamo fermati per guardare il mondo da una prospettiva diversa. T'ho preso le mani per sentire battere il cuore di luce riflessa. È stato un secondo, ricordo l'attesa, ma dopo le labbra si sono sfiorate. La nostra vita non fu più la stessa. Prendimi la mano per volare via lontano, l'aria che ci tocca e poi ci lascia senza fiato. L'amore non ci teme, il nostro fuoco ci riscalda. La storia ci appartiene, non scompare nella sabbia. Noi siamo 2 cuori rotti al centro e poi aggiustati. Giochiamo a far la guerra senza armi e carri armati. Le mani tese avanti alla ricerca di un abbraccio, occhi fiammeggianti e 2 pupille d'alabastro. Passano mesi e poi anni, restiamo affiatati, più uniti che mai. Stesse persone io e te, re della notte, regina dei guai.
Due facce di quella moneta lanciata per aria e mai ripresa, cresciuti da soli, incontrati per caso, rimasti per scelta. Parte del nulla, ma con te vicino mi sento una cosa assoluta e concreta. Mi sveglio al mattino e t'osservo dormire sdraiata lì accanto al mio corpo in difesa. Riguardo le foto di quando t'ho chiesto di darmi il futuro in ginocchio, perché da quel giorno di luglio è passato tanto, ma non troppo, perché quel per sempre che ho detto non era una frase dispersa nel vento, e adesso ci scalda ad ogni inverno. Prendimi la mano per volare via lontano, l'aria che ci tocca e poi ci lascia senza fiato. L'amore non ci teme, il nostro fuoco ci riscalda, la storia ci appartiene, non scompare nella sabbia. Noi siamo due cuori rotti al centro e poi aggiustati, giochiamo a far la guerra senza armi e carri armati, le mani tese avanti alla ricerca di un abbraccio, le dita sempre strette come unite da un compasso. Guardiamoci a vicenda ed infuochiamoci lo sguardo, occhi fiammeggianti e due pupille d'alabastro. Oh, ci lascia basiti questa canzone, Pupille d'alabastro. Si fa chiamare in arte Spectrum Vates. Lui in realtà è Giacomo Cassarà da Arezzo, classe 99. Restate lì 30 secondi che tra pochissimo ci parliamo insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Prima di lasciarvi alle vacanze del mese di agosto voglio farvi un'offerta davvero straordinaria. Parliamo di GastroFree. GastroFree in questi giorni sta avendo, chiaramente si mangia qualcosa di più, si esagera un pochettino, però GastroFree si usa tutto l'anno, in modo particolare in questo periodo. Perché? Perché GastroFree è una soluzione alla bava di lumaca, uno sciroppo, non ha controindicazioni, alla bava di lumaca con tutti i principi attivi che ha la bava di lumaca e tutti gli estratti di origine vegetale presenti, quindi un prodotto naturale per coloro che soffrono di iperacidità, che soffrono di reflusso gastroesofageo. Quando mangi qualcosa ti si gonfia la pancia, quando rinunci a mangiare quella cosa che hai sempre mangiato perché non la digerisci, perché ti svegli di notte e continui a bere. Allora provate, perché ormai la cosa è risaputa, è un successo straordinario da 15 anni, GastroFree. Chiamate 030 68 40 408. La bava di lumaca con i suoi principi attivi crea un film bioattivo che blocca l'attacco dell'acidità, neutralizza l'iperacidità, il gonfiore di stomaco, il bruciore di stomaco. Quanto è brutto mangiare un qualcosa e sentirsi quel bruciore alla gola, allo stomaco. Prima di andare a mangiare qualcosa di importante, fate tre vasettini, 3,59 euro. Cioè, calcolate che questo è un prodotto che ha un valore commerciale, ma lo sapete, di 35-38 euro uno, 59,3, scadenza deve essere 2 anni e mezzo. Però voi abituatevi, fate un investimento sulla vostra salute in maniera naturale. GastroFree, la nostra soluzione alla bava di lumaca per chi ha il reflusso gastroesofageo, il bruciore di stomaco, l'iperacidità, gonfiore, fa fatica a digerire. Allora, facciamo una bella cosa. Io non posso farlo per tutti perché è un'offerta che non esiste, però se volete ricevere senza pagare il trasporto, quello non lo pagate. 3 flaconi di GastroFree che poi vi tornerà utile anche a settembre, ottobre, 59 euro. Però chiaramente questo vale per le prime 20 telefonate allo 030 68 40 408. Buona estate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
E lo so, siete rimasti lì con la bocca aperta perché abbiamo ascoltato un artista rap veramente particolare con una canzone intitolata Pupille d'alabastro. Si fa chiamare Spectrum Vates e già qui capite un attimo che ce la deve spiegare. Abbiamo in linea Giacomo, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti gli ascoltatori. Qui abbiamo scoperto un nuovo modo di cantare, di esprimersi. Ho letto che il tuo rap anomalo si può chiamare un rap conscious, scritto conscious, cioè quando tutti urlano tu sussurri, sei veramente fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Spiegaci, Giacomo. Sì, un po' fuori tempo, fuori moda, sì, dai, diciamo che però spero che un giorno l'industria musicale possa rendersi conto che ci sono tanti generi musicali diversi dagli altri che possono con le parole rendere giustizia alla musica alla stessa maniera. Infatti un po' la mia musica, questo conscious rap, è un genere particolare, diverso dal classico rap che si sente in giro molto spesso, soprattutto ultimamente legato alla scurrilità, alle volgarità. Invece io cerco con le parole, con delle parole ricercate, delicate, a volte molto espressive, di dare un significato particolare ai miei testi e spero che i miei testi possano rimanere impressi alla gente e suscitare un'emozione che poi è la stessa che provo quando li scrivo. Sicuramente attiri più l'attenzione così che dicendo un fracco di roba in fretta e magari infilandoci dentro le parolacce, così uno rimane stordito quasi da questo tuo modo di esprimerti. Spectrum Vates, perché e che cosa significa? Allora, il nome è un nome un po' particolare, è lo pseudonimo che ho scelto quando ancora scrivevo poesie, quindi non mi ero addentrato nel mondo della musica, e vuol dire letteralmente dal latino, un latino un po' diciamo maccheronico quasi, poeta dello spettro, ma non dello spettro inteso come fantasma, ma come spettro interiore, quindi spettro dell'anima. È un po' la sintesi di quello che voglio fare con la mia musica, cercare di toccare tutte le corde dello spettro interiore che suscitano le varie emozioni e di trasmetterle nelle canzoni. Signori, siamo tutti qua in regia A con la bocca aperta, no? Che particolare rapper, signori, non dice parolacce, è un rapper conscious, non insegue il momento, anzi costruisce senso, scrive pensando a chi resta e non a chi scorre, già come facciamo noi su Instagram o su TikTok. Rinuncia alle logiche del mercato, capisci a me che se non è particolare questo, e lo so che voi cercate cose particolari e lo so che adesso lo andate a cercare, dai, cosa dobbiamo scrivere, Giacomo, per trovarti sugli store digitali, su Instagram, su YouTube e soprattutto c'è qualche altro pezzo oltre a questo appena udito Pupille d'alabastro, Giacomo? Per cercarmi potete trovarmi scrivendo semplicemente il mio nome, tanto sono su tutti gli store digitali, Spectrum Vates, mi trovate, oppure potete cercare la canzone che avete appena sentito, Pupille d'alabastro, e potete andarvi ad ascoltare anche tutti i miei altri pezzi, perché ce ne sono un po' che toccano varie emozioni e che possono suscitare anche ricordi lontani che magari qualcuno può emozionarsi molto. Un'altra cosa, tenetevi pronti perché sto lavorando a vari progetti e mi sentirete presto con nuove canzoni e qui lo dico, qui lo nego, anche un album nuovo, quindi tenetevi sintonizzati.
Signori, se volete fare la differenza, vi piace il rap ma non volete sentire i soliti, ragazzi, Spectrum Vates, il rapper poeta, vi aspetta online e naturalmente gira anche su queste frequenze, perché siamo noi i primi a fare la differenza per chi cerca un prodotto diverso. Grazie Giacomo Cassarà da Arezzo, Spectrum Vates, buona musica! Grazie, arrivederci, un saluto a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Solidarietà al sindaco di Cinisello Balsamo, anche un nostro vecchissimo amico, nonché collaboratore. Guardate cosa hanno scritto sui muri di Cinisello Balsamo: Ghilardi appeso, se la merda fosse oro, sai la digos che tesoro. Schifosi, veramente, schifosi, ma soprattutto paurosi, cioè hanno capito che è un sindaco con le palle come Ghilardi a Cinisello Balsamo, dà fastidio a certi individui, signori, che probabilmente scappano, fuggono, non riescono a fare i loro porci comodi e quindi si sfogano in questo modo. Poverini. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, ragazzi, sul territorio in tutta Italia. Me li dovete segnalare inviando un WhatsApp al 340 6709 659. Attenzione, perché il 26 di luglio Roberto Vannacci, il generale Vannacci, partecipa alla Versiliana. Dialogherà con Alessandro Sallusti a Marina di Pietrasanta. 26 luglio, ore 18:30. Sicuramente, se siete in vacanza in zona, è un appuntamento da non perdere. Ci portiamo avanti. Ad Aosta, sabato 2 e domenica 3 agosto, il meeting dei giovani patrioti con la Lega Giovani. Sabato 2 a Credito, conferenza cena libera Patriots Party. Domenica 3 agosto il ritrovo all'Ovovia di Aosta. Figata! Oh, si va su in alto, pranzo libero ad alta quota, breve escursione facoltativa, dipende quanto abbiamo mangiato, e alle 18 l'ultima discesa in Ovovia. Un meeting dei giovani della Lega in alta quota, e chiaramente anche i diversamente giovani, io ci farei un pensierino. Sabato 2 e domenica 3 agosto ad Aosta. Per saperne di più, chiaramente fatevi un giro su legagiovani.it. Mamma mia, che invidia, ci andrei veramente di sicuro. Gli eventi targati Lega ci portano anche questo venerdì 25 luglio alle 8 a cena con la festa d'estate Lega Emilia. Siamo a Castel Guelfo, via Volta, angolo via Nuova, Castel Guelfo in provincia di Bologna. C'è la festa d'estate della Lega Emilia, Salvini Premier. Chiaramente si parla del decreto sicurezza, ma soprattutto potrete conoscere l'onorevole Davide Bergamini, commissario della Lega a Bologna e storico leghista. Certamente
Ci sono tante feste con la Lega anche nel prossimo weekend. Vi invito a fare un giro sul sito legaonline.it. Ma a proposito di Segui la Lega, adesso ci colleghiamo con qualcuno che la Lega la segue. La segue come? Eppure la racconta in un podcast di cui abbiamo già parlato, perché è un podcast che spesso e volentieri ha ospiti molto importanti, raccontando la Lega, le origini della Lega e non soltanto. Fammi salutare, grazie per essere con noi, dalla Brianzetta della Liretta, con noi Stefano Morandi. Ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Mi fa un po' effetto, perché segui la Lega e qui c'è qualcuno che la Lega la segue davvero, la racconta e fa un podcast seguitissimo dove fa cultura e raccontando la Lega del passato, le identità della Lega del passato, ma raccontando tanto. Stefano, partiamo dall'inizio. Come hai avuto questa idea? Perché c'è bisogno di fare informazione su quello che la Lega si è inventata ancora alle origini, perché qui parliamo molto spesso di anni, decenni or sono. Stefano Morandi. Sì, allora guarda, il motivo per cui ho incominciato, i motivi sono principalmente due. Uno in realtà molto personale, che adesso ti racconterò e condividerò con te. L'altro invece diciamo di natura da militante, chiamiamolo così. Il primo innanzitutto è perché io sono sempre stato leghista, perché molto banalmente la mia famiglia intera è sempre stata leghista. Perfino mio nonno si è iscritto alla Lega probabilmente insieme a te già negli anni '80, no? Per cui è qualcosa che ha sempre fatto parte della mia vita. Però io sono un leghista, potremmo dire salviniano, nel senso sono nato nel 90, ero molto piccolo quando la Lega muoveva i suoi passi, per cui io sono arrivato dopo, no? Diciamo come formazione. A un certo punto mio nonno è venuto a mancare moltissimi tanti anni fa, no? E quando è venuta a mancare anche mia nonna l'anno scorso, mio padre ha trovato nelle vecchie librerie questo libro scritto da Bossi e me lo ha portato. Io l'ho letto e quasi mi veniva l'ulcera a vedere quante cose erano già state dette ai tempi e che oggi continuiamo a ripetere quasi in maniera cacofonica, no? Per cui io l'ho letto e ho deciso di iniziare a condividere questa lettura, no? Perché? Perché qui veniamo al secondo motivo. Un motivo, mi viene da dire quasi di critica ai miei commilitoni. Noi non abbiamo memoria storica, secondo me, di quello che abbiamo passato, di quello che è stato, e questo ci rende difficoltoso mantenere una linea e quindi un sentimento di attaccamento alla militanza, no? Noi dobbiamo costruire questo passato perché, a differenza dei nostri illustri amici di sinistra, noi non cancelliamo le origini, non censuriamo quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo detto e gli errori anche che abbiamo commesso, per carità. Per cui voglio fare questo tipo di lavoro qua, questo lavoro di connessione col passato e di ripresa dei valori, perché quello slogan "Padroni a casa nostra" è ancora là ed è ancora attualissimo. Cioè, capito ragazzi? Intanto se avete qualcosa da controbattere potete anche chiamarci in diretta, sono le 11.44, potete chiamare amici 02 9294 7222 per parlare con Stefano Morandi, animatore della Brianzetta della Liretta. Poi ci spiegherai anche questo nomignolo che ci ricorda comunque qualche cosa. Stanno arrivando anche WhatsApp al 340 6709 659 da parte di qualche ascoltatore che effettivamente ti dà ragione. Ci siamo un po' dimenticati chi siamo in questi decenni. Sarà per i 1000 impegni, ragazzi, poi ne abbiamo passate di tutti i colori al governo, con questo, con quell'altro, non per vivacchiare, ragazzi.
ragazzi, ma per portare a casa qualche cosa per il nord e per questo paese, e cercando di sviare le problematiche che l'Europa ci vorrebbe imporre, ragazzi, perché se non ci fosse un governo con la Lega e con il centrodestra, ma io vorrei sottolineare con la Lega, determinate cosettine l'Europa ce le avrebbe imposte subito, immediatamente, con violenza, gravando moltissimo sulle nostre tasche e sulla nostra vita quotidiana. Per cui grazie alla Lega, al governo, e vorrei ripetere tristemente in tutti i governi, non solo in quello di centrodestra, ma anche a quell'accrocchio con Draghi che mi viene da piangere solo a pensarci, ma pensate se non ci fosse stata al governo anche la Lega, sarebbe andata molto peggio. Io vi consiglio, cari ascoltatori, leghisti naturalmente, ma anche quelli non della Lega, di pensare davvero a cosa è stata la Lega e magari ritirare fuori lo spadone, che non è niente di sessuale volgare, è lo spadone proprio quello vero, che io c'ho di là in redazione, lo spadone dell'Alberto da Giussano. Ricominciamo a mettere la spilletta della Lega, come d'altronde lo avete visto, hanno ricominciato a fare i nostri parlamentari, anche su indicazione dello stesso segretario federale Matteo Salvini, e cominciamo a ricordare che cosa siamo stati e che cosa siamo e che cosa continuiamo ad essere, perché dentro di noi l'imprinting è quello. Per cui la trasmissione che fa Stefano Morandi, questo podcast, adesso ci dici anche dove trovarlo, è importantissima perché fa un excursus girando le pagine di vecchi libri che qualcuno ha dimenticato, ma che sono utilissimi a Stefano Morandi e lo sarebbero anche a noi se lo andiamo a ricercare quel libro, quei libri, magari ricordiamo un po' meglio, e proponendo anche a volte degli ospiti che non ti aspetti, che raccontano il grande cambiamento che la Lega ha portato avanti. È vero, Stefano? Sì, è tutto corretto, perché purtroppo quello che mi procura più dispiacere è che è un po' la maledizione di un partito che ha 40 anni ormai, lo sappiamo bene, no? Che siamo ridotti a ripetere continuamente sempre le stesse cose, quando bene o male in passato abbiamo discusso di tantissime cose. Pensiamo, oggi adesso è attuale la riforma della giustizia, ma ricordiamo che la Lega ha una lunghissima storia di bracci di ferro con la giustizia, non solo negli anni 2000, pensiamo ai 49 milioni, ma anche più addietro. Una volta io ti mandai un messaggio in diretta parlando di un certo assalto in via Bellerio per richiesta di un magistrato. Adesso non rimandiamo nei dettagli. Urca, ma, ero lì, lo vidi che girava tra gli studi di Radio Padania, penso un po'. Esatto, per cui questi temi io li voglio riprendere. Uno degli altri temi è il giornalismo. Oggi noi ci ripetiamo che i giornalisti sono schierati, ma Bossi nel 93 lo diceva a chiare lettere che c'era un problema, lui lo chiama il duopolio, no? C'era la Rai e la Fininvest ai tempi, no? Ma oggi non è più un duopolio, ma abbiamo un problema di giornalisti politicizzati, e quindi una delle cose che vorrei raccontare è perché Bossi a un certo punto si è dotato di un media, e ho cercato disperatamente qualcuno che potesse raccontarmelo e l'ho trovato attraverso un certo Varin che mi racconterà del passato giornalistico del partito. Eccola la spoilerata, signori, e spoileriamo che anche il sottoscritto Sammy Varin sarà ospite prossimamente della tua trasmissione, La Brianzetta. Ma che la Brianzetta della Liretta? Perché questo nomignolo? Che cosa ricordi? A cosa ti sei ispirato? Allora, il nome in realtà è ancora adesso il nome scherzoso del gruppo WhatsApp in cui ci sono i miei amici della Brianza. Piccolo aneddoto per chi magari non lo sa, la Brianza, la provincia di Monza Brianza è una cosa, la Brianza come regione economica e territoriale è una cosa diversa.
infatti in questo gruppo ci sono anche degli amici della Brianza Lecchese con cui abbiamo condiviso il percorso nella community di X, quindi intorno a Borghi, intorno a Bagnai. Noi siamo appassionati di temi di fisco, di economia, no? E abbiamo creato questo gruppo che poi io ho sfruttato per il primo evento che ho organizzato al Comune di Briosco, in cui abbiamo ospitato Claudio Borghi. Tu mi hai fatto anche la marchetta in radio, se ti ricordi, e poi dopo ho creato il podcast con questo nome per mantenere la linea editoriale, chiamiamola così, ecco. Signori, capito? E allora a questo punto vi abbiamo invogliato, incuriosito. Direi che non è così difficile trovare la Brianzetta della Liretta anche semplicemente su YouTube, è vero Stefano? Sì, esatto. Adesso in questa primissima fase io sto facendo un lavoro di lettura, ovviamente non completa perché sarebbe impossibile, ma selezionata di alcune parti di libri che poi io ho ricevuto il primo libro, però poi dopo ho cominciato a raccogliere e a studiare materiale, lo leggo e lo sto portando avanti in una serie principale chiamata Autonomos, che adesso è la seconda stagione e terminerà nel weekend di Pontida, fondamentalmente dando il via poi alla terza. E l'appuntamento è tutti i lunedì mattina alle 8 con il nuovo episodio. Adesso, permettendo enti privatizzati che una volta erano statali, arriverà la fibra ottica finalmente a casa anche da me dopo 7 mesi di attesa, e voglio iniziare a fare un po' di dirette su X e su YouTube, perché io sono sull'ex Twitter, non ho altri social in questo momento, e iniziare a portare altri ospiti e soprattutto altri amici della community che hanno molto da dire, perché noi nella community abbiamo storici, abbiamo magari medici, esperti di economia, commercialisti che possono esprimersi. Cioè la Lega è piena di questi personaggi, di queste personalità che hanno da dire, e io voglio provare a dargli voce, ecco, dal basso, la vecchia buona politica dal basso che ha sempre fatto la Lega. Urca, mentre parlavi mi venivano in mente questi personaggi, quanti ce ne sono nella Lega, non per quello per forza devono avere la tessera eccetera, ma comunque fanno parte di questa comunità e pensano come la Lega. Ci sono medici, primari, importanti personalità nelle forze dell'ordine, in ogni campo. Esatto. Ragazzi, penso che il tuo podcast andrebbe avanti all'infinito, perché potresti sfiorare davvero ogni campo e soprattutto tante voci diverse, non per quello sempre intonate, assolutamente, perché il bello della Lega è che sfiora tante corde diverse, ha diversi modi di esprimersi. La Lega storica di Buonanno, di Borghezio, adesso c'è la Lega del generale Vannacci, che forse dice le stesse identiche cose ma sfiora altre corde, parla su altre frequenze. Signori, vi abbiamo invogliato, e allora prendete il vostro computer, il vostro telefonino, andate su YouTube, scrivete La Brianzetta della Liretta e iniziate ad ascoltare i podcast che si è inventato Stefano Morandi, riraccontando la Lega delle origini, ma non soltanto, raccontando tanti pezzi di Lega anche attraverso ospiti, perché no, come il sottoscritto Sammy Varin, che nei prossimi giorni apparirà in questo podcast. Stefano, complimenti davvero, ti stanno arrivando dai nostri ascoltatori, e chiaramente non finisce qui, perché come dicevi tu stesso, gli ospiti della tua trasmissione sono di ogni tipologia, e raccontiamo quella che è la Lega del passato, del presente e del futuro, mettendo sul tavolo tante esigenze che poi, come sempre accade, diventeranno proposte, magari anche proposte di legge per un futuro migliore. Grazie a Stefano Morandi. Grazie mille Sammy, e una buona giornata a tutti. Buona giornata a voi e complimenti. La Brianzetta della Liretta, solo come nomignolo, è stupendo ed è un qualcosa che vi resta in mente e che sa molto
di nostrano, è di territorio, la Brianzetta della Liretta, hai capito? Sono 11.54, sì, sto per andarmene, anche perché oggi è mercoledì, c'è anche il Magna Magna, abbiamo tanto di quegli appuntamenti da non scordare sul territorio, feste, sagre, sconosciute nei paesini più impervi e imboscati, appuntamenti che non vengono citati sui giornali, sui telegiornali, perché cosa vuoi che ti parlo di questo posto qua? Invece a volte sono le feste più belle, più genuine. Sto per andarmene, dicevo, ma prima la notizia potremmo dire del giorno sul casino scoppiato a Milano, l'inchiesta urbanistica. Marinoni non risponde al GIP. Nessun sistema corruttivo, virgolettato. Per lui i PM chiedono addirittura il carcere. Il prossimo a essere interrogato sarà Tancredi, poi arriva Catella e altri 3 indagati. E questa è l'apertura dell'agenzia ANSA. Il Corriere della Sera invece è fermo sulla tristissima notizia della notte. Mamma, mi sono perso sul sentiero. Un ragazzino di 15 anni francese ha telefonato ai genitori, poi è precipitato. Trovato morto in Val d'Aosta. Il ragazzino stava percorrendo da solo, a quanto pare, l'itinerario verso la Becca di V. Il corpo è stato ritrovato questa mattina. Proprio ieri sera aveva chiamato i genitori dicendo di essersi perso. Questa è l'apertura del Corriere, anche Repubblica, che aggiunge anche l'inchiesta di Milano. L'architetto Marinoni non risponde al GIP, si decide su carcere e domiciliari. WhatsApp al 3406709659, tanti complimenti stanno ancora arrivando per la Brianzetta della Liretta, ma poi si cambia argomento, da destra a sinistra vediamo quanto marciume c'è sotto, poi quando i politici sono indagati sono tutti innocenti, la colpa è dei magistrati politicizzati, quasi sempre però è così, chissà come mai i cittadini onesti non vengono indagati, e il problema è che quando vieni indagato non hai fatto niente, ragazzi. Grande Sammy, e voilà, simsalabim, non poteva non sapere. Ricordiamo la frase magica nei riguardi, per esempio, per zio Silvio, ci scrive Ruggero. Poi c'è un messaggio audio che forse non abbiamo ancora sentito, sentiamolo. Ciao Sammy, Pietro, per una volta non sono d'accordo con l'amico di Mantova, che i magistrati dicono svegliatevi altrimenti tiriamo fuori gli scheletri, perché se in Parlamento e alla Camera abbiamo la maggioranza possono fare ben poco, o fanno la rivoluzione o devono fare cuccia. Ciao. Grazie caro, ma la realtà è che ci smontano poi tutto quello che facciamo, interpretano le leggi in un altro modo, questa è la verità, per cui il lavoro pazzesco che si riesce a fare in squadra al governo viene completamente maciullato da questi personaggi che troppo spesso si richiamano a una certa parte politica. È troppo avanti questo ascoltatore, scrive invece Mario, riferendosi sempre all'intervento di Marco da Mantova di prima. Chiaramente, se vi siete persi la mia trasmissione, c'è il podcast sul sito radiolibertà.net. Vorrei ricordare che Vannacci è sceso in politica per ricordare tutti quei poveri ragazzi militari che sono morti per colpa dell'uranio impoverito. Bravo, è vero, lo dimentichiamo. Vorrei sapere oggi, con tutte quelle bombe che stanno buttando in Europa, se ci sarà un aumento di morti per cancro uranio. Ricordate ste cose a proposito che l'italiano medio non ha... Cioè, questi erano i motivi su cui si faceva polemica anche all'inizio che Vannacci è sceso in politica, era in polemica con qualche pezzo grosso di Fratelli d'Italia. Sammy, non cadere anche tu nel tranello. Informati bene e scoprirai che non è vero che i soldati israeliani sparano sulla folla che va a rifornirsi di cibo. Ci sono anche video che lo documentano. Luigi, io da bravo giornalista vi metto la pulce nell'orecchio e non posso essere esclusivamente da una parte, sto in mezzo e vedo che comunque stanno morendo persone. Poi sarà Hamas sicuramente che spara a tutti quanti e allora che facciamo? Andiamo avanti ad ammazzarci? Forse è meglio che chiudiamo la situazione, la sistemiamo. Mamma mia, vado avanti fino a domani. Non ho nulla contro Vannacci, ma mi chiedo
cosa abbia il suo pensiero di leghista e ad esempio cosa pensa dell'autonomia. Altra domanda ridondante in effetti e che gira chiaramente, signori. Generale Vannacci sarà ospite in tanti eventi della Lega questa estate e arriverà alla grande Pontida nazionale del 21 di settembre. Lo becchiamo lì, lo chiamiamo allo stand di Radio Libertà e lo intervistiamo. Per il momento io mi fermo, 10 minuti di attesa, non scappate via. Simone, non andare a mangiare, a bere, in bagno, niente, tutti lì incollati alla vostra radiolina. Tra 10 minuti riprendiamo con È tutto un magna magna. Avete ascoltato